Con questo accordo che è stato stipulato tra la Regione del Veneto, l'Istituto OGS e la collaborazione dell'Università di Padova verranno installati in tutto il Veneto circa 300 sensori per il monitoraggio di eventuali eventi sismici. Realizzare una rete diffusa di monitoraggio sismico in Veneto, un progetto che non ha precedenti in Italia e che si inquadra nell'ambito di iniziative congiunte di Regione e di Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, sancite a Marghera nella sede del Vega, il Parco Scientifico Tecnologico di Venezia. Di fatto con questo accordo la Regione del Veneto risulta la regione più monitorata in Italia, un intervento efficace che può essere utile per poter raccogliere i dati che verranno messi a disposizione anche dell'Università di Padova per prevedere eventuali interventi per una maggior sicurezza dei cittadini. Il Veneto è interamente classificato a territorio sismico, con diverse gradazioni di rischio, più tenue lungo la pianura e via via crescente in fascia pedemontana e montana, in particolare nell'area che dall'Alto Trevigiano si estende al Friuli. Per questo, integrandosi in un quadro più ampio di politiche antisismiche, le reti di monitoraggio potrebbero assumere un ruolo cruciale.